Paesaggi da cartolina, dalla Restera Silea fino in centro a Treviso, oggi la Marca si presentava così, tutta ricoperta da una coltre bianca. Previsioni rispettate, primi fiocchi che hanno iniziato a scendere dalle prime ore di questa mattina. Ma al di là della poesia, la nevicata di marzo ha creato anche qualche disagio in diverse zone della provincia, nonostante il piano antineve sia entrato in funzione con uomini e mezzi. È soprattutto in periferia, nei quartieri, che sono registrate alcune difficoltà. Nelle strade secondarie, del quartiere non sono passati nelle strade primarie, quelle più principali, però nelle strade secondarie, come potete vedere qui il manto della neve ha fatto già spessore ed è già abbastanza compatto, insomma. Segnalo che una decina di minuti fa una macchina è finita addosso quella rete verde uscendo da casa. Anche qui siamo vicino al cimitero del quartiere e qui la strada è completamente innevata, sia nella parte frontale per accedervi, sia nella parte per le strade per arrivarvi da via Cornaino, da via del Cornaino. I disagi a fronte di un'emergenza sono comprensibili. Devo dire che le squadre della protezione civile hanno iniziato a lavorare questa mattina alle 5:30 e sono partiti proprio dai quartieri. I tecnici si sono quindi spostati verso il centro città per tornare nel pomeriggio ancora nei quartieri e così fino a stanotte. Alcuni disagi alla circolazione, si sono registrati infatti degli incidenti, soprattutto uscite autonome, fortunatamente senza conseguenze serie. Il più grave è quello accaduto questa mattina lungo la tangenziale in direzione Treviso con un'auto uscita di strada. Il conducente ferito è stato trasportato al Cafoncello. Per far fronte all'emergenza il SUEM, grazie alla collaborazione di tutte le associazioni di volontariato, ha implementato il parco ambulanze con 16 mezzi in più. 118 impegnato in diverse zone della provincia per la caduta di pedoni sui marciapiedi ghiacciati, ed è proprio il ghiaccio, viste le temperature ben al di sotto dello zero, a preoccupare per le prossime ore. Intanto il comune di Treviso sta facendo fronte ad un'altra emergenza, quella dei senza tetto. Abbiamo avuto la disponibilità, di cui ringraziamo la comunità di Sant'Egidio, di ospitare altre 15 persone nella parrocchia di San Martino Urbano. In questo momento sono solo alcune persone che trovano lì riparo, nel senso che non ce ne sono altre fortunatamente in strada, e quindi possiamo dire di essere coperti.